È stata la mano di Dio, oggi in concorso alla mostra, è il racconto autobiografico del suo regista Paolo Sorrentino, impersonato dall'autore rivelazione Filippo Scotti, che si muove in una Napoli di altri tempi degli anni Ottanta. Il premio Oscar ci ha dedicato un'intervista. Un adolescente che transita nell'età adulta a Napoli negli anni '80 e in parole povere è la mia vicenda privata. Come mai ha deciso di fare questo film? Ho deciso di fare questo film perché era arrivato il momento di provare a liberarsi da questo lungo monologo interiore che uno fa, che ciascuno di noi fa riguardo ai propri dolori, alle proprie sofferenze e condividerle col pubblico con la speranza che possano piacere e possano aiutare sia chi vede il film sia chi lo ha fatto, in questo caso io. Il suo è il primo dei 5 film italiani in concorso. Più che una responsabilità è un onore, sono felicissimo di essere qui in compagnia di tanti colleghi bravi, di un amico come Mario Martone, sono molto felice, molto felice. Che momento è per il cinema italiano? Barbera diceva che è un momento, uno stato di grazia del cinema, un momento di grazia. Lui ha più elementi di me per dirlo perché ha visto i film, ma penso che sia proprio così. Ci sono forse dopo molti anni tante generazioni che lavorano molto bene, la generazione più grande come quella di Marco Bellocchio che ha fatto un film formidabile che si chiama Marx può aspettare. Penso che anche la generazione di quelli della mia età se la stia cavando bene, ci sono dei giovani molto interessanti. Venezia, come la ritrova la mostra di Venezia? Mi sembra in ottima forma, nonostante le restrizioni maledette dovute al virus, mi sembra in grande forma.